Un controllo al pronto soccorso dell'ospedale di Padova ed una radiografia che mostra un'anomalia. Una donna di 75 anni per la prima volta in Veneto ha avuto la conferma della diagnosi di un nodulo polmonare in sala ibrida, dove è stata anche operata con successo. Una diagnosi precocissima che si deve alla strumentazione all'avanguardia di queste sale ibride presenti in Italia in pochi ospedali, tra cui appunto Padova. Il primo caso che abbiamo fatto noi ormai risale a più di un anno e mezzo fa. Come dicevamo, era una paziente che aveva un nodulo polmonare molto piccolo, per cui non si era riusciti ad ottenere una diagnosi preoperatoria. Pertanto, al fine di evitarle un intervento eccessivamente demolitivo, abbiamo deciso di farlo in sala ibrida, perché questo ci ha permesso di marcare il nodulo, quindi fare un campionamento con un'estemporanea, essere certi che quella fosse una neoplasia polmonare, e poi il secondo step è stato quello dell'intervento chirurgico, diciamo così, comunque con una tecnica mini-invasiva però tradizionale, che ci ha permesso di ottenere poi una diagnosi definitiva, una stadiazione definitiva e un trattamento corretto per quella paziente. Cioè, naturalmente la strumentazione è una componente fondamentale. Si faceva riferimento prima all'intelligenza artificiale, che ormai fa parte praticamente della nostra quotidianità in tanti aspetti, però l'apparecchiatura naturalmente è fondamentale. Si parlava prima delle tecniche robotiche che consentono che cosa? Di fare le cose con maggior precisione vuol dire maggior sicurezza, vuol dire anche per esempio risparmio dal punto di vista, diciamo così, sanitario. La maggior parte di quelli che, diciamo così, accedono poi alla nostra struttura perché sono tecnicamente operabili, sono persone che si accorgono di avere neoplasie polmonari per caso, perché magari fanno una radiografia del torace piuttosto che un TAC per un altro motivo. Abbiamo fatto una ventina di pazienti. La resa diagnostica, devo dire, è veramente molto alta. Nella stragrande maggioranza dei casi il nodulo è asintomatico, però il nodulo asintomatico è l'unico modo per poter fare una diagnosi precoce, e lì intervengono i colleghi chirurghi per una cura, cioè vuol dire che il nodulo si individua precocemente, non dà sintomi, si toglie e la storia finisce lì fondamentalmente, in casi selezionati, però molto spesso. Grazie mille a voi, grazie tanto. La patologia è in aumento, ma soprattutto il numero di casi di noduli polmonari molto piccoli aumenterà grazie ai programmi di screening, grazie alla prevenzione secondaria, per cui ci aspettiamo che nei prossimi anni queste tecnologie diventeranno sempre più importanti. Siamo in un momento di, diciamo così, di esplosione di nuove tecnologie. Sicuramente una di quelle più promettenti è la broncoscopia robotica, che insieme alla sala ibrida ci potrebbe permettere di avere rese diagnostiche ancora più alte, però sicuramente quello è un percorso, diciamo così, che credo che questa azienda vorrà intraprendere nei prossimi mesi.